Amici bellini, allora noi ci prepariamo alla partita, però c'è stata un'intervista a fiume di De Laurentiis di più di mezz'ora alla CBS Sport, alla Paramount Plus praticamente, quindi in inglese, con giornalisti che io conosco abbastanza bene, e quindi volevo fare una sbobbinatura di tutte le cose che ha detto ADL, perché anche la lingua non aiuta e delle cose si possono anche capire male, e vorrei essere preciso perché intuisco quello che De Laurentiis vuole dire in inglese e lo traduco meglio dell'intelligenza artificiale. Cominciamo. Ha toccato tantissimi argomenti: Spalletti, Raspadori, il calcio italiano in generale, come aggiustare le cose. E il De Laurentiis che conosciamo, che quando riceve una domanda va a braccio, apre parentesi e dice cose che vuole dire lui, a prescindere dalla domanda. Per chi non fosse interessato a tutte queste chiacchiere, a me interessa solo il campo. Abbiamo fatto approfondimento ieri su quello che sarà il Parma. Sky mi aveva detto una cosa: forse Alisson non gioca. A me è arrivata anche una voce che forse è in vantaggio Beukema e in vantaggio Meret su Milinkovic-Savic, dovrebbe giocare Politano. Queste sono le voci che sono arrivate a me. Sky cambia idea appena io posto il video, non è colpa mia. Ma andiamo subito ad ADL. Gli chiedono insomma della sua storia, come la storia di lui che ha preso il Napoli, e lui ovviamente ricorda la solita storia di Capri. Lasciate un like subito a proposito, perché quando poi parlo di ADL vengono sempre gli haters miei che non capiscono o non vogliono capire le cose che dico di ADL e dicono: ah, sei antisocietà, oppure sei tutto a posto. Io, come posso essere entrambe le cose, non si può sapere. E invece proprio i fatti. Capri, 40 milioni di dollari. Ora 40 milioni di dollari al cambio attuale sono 34. Per una questione mia, perché visto che le cifre sono cambiate varie volte, ho fatto una ricostruzione, perché io un po' di tempo lo perdo per voler essere preciso. Non so se per esempio giornali come il Times si metterà a sbobbinare con attenzione quello che ha detto, perché De Laurentiis si dice una cosa molto grave sugli agenti che pagano la federazione per farli convocare in nazionale. Questa cosa qua farà notizia per forza, quindi voglio capire se la riprenderanno, se ci saranno delle conseguenze, quindi voglio essere super preciso su quello che è stato detto. 34 milioni, facendo una ricerca veloce, sono i 31 degli assegni che poi lui ritrova dalle banche. Però il nocciolo era che Gaucci voleva per forza la Serie B con la sua offerta, mentre De Laurentiis accettò con 31 anche di ripartire dalla C e poi eventualmente con un'offerta superiore se ci avessero permesso di ripartire dalla Serie B. E dice 46 in caso di ripescaggio, che non avvenne. Quindi ci possiamo attestare ai 31 milioni, 3 milioni in più o in meno, a me cambiano la vita, forse al Napoli, al calcio non cambia niente. Però lui dice, però solo perché sei tu ti facciamo ripartire dalla terza divisione, quindi nel racconto vabbè. E poi racconta tutte le cose che insomma tutti mi volevano uccidere, mi sputavano in testa perché ripartire dalla Serie C significava quello, ma è stato un grande successo perché abbiamo fatto i 15 anni consecutivi in Europa, volendo fare le pulci sono 14, perché vabbè, però non fa niente, e i 100 milioni di tifosi. Ora sui 100 milioni di tifosi, anche qua insomma, perché lui cita sempre la Nielsen, se sono 100 milioni di tifosi, nel 2017 qua dice, vedi, il rapporto 35 milioni di tifosi nel mondo, siamo aumentati di 70 milioni, quante Champions abbiamo vinto, vedi, nel 2020 120 milioni, perché i simpatizzanti non comprano le maglie. Altrimenti staremo a posto. Comunque, cifra tonda, 100 milioni. E dopo questa, che è un'introduzione che noi conosciamo a memoria ma che il resto del mondo ovviamente non conosce, arriva una domanda. A me è piaciuta l'intervista come l'ha fatta Marco Messina, perché ha cercato di tirargli fuori delle cose non solo emozionali ma proprio del percorso. E dice, se tornasse indietro cosa direbbe al De Laurentiis, che poi vince 2 scudetti, se lo sarebbe immaginato. Lui va, il calcio è vecchio, proprio senza problemi. Why gratuitely? It's my property. It's not their property. So there is this strange situation.
quindi non risponde alla domanda che poteva essere anche sfiziosa. Dice: te l'aspettavi? Sì, me lo aspettavo, io avevo la convinzione, vi ricordate 5 anni più 5 anni più 5 anni, poteva anche giocarsela così. E invece no, De Laurentiis ha la voglia di ribadire che il calcio è vecchio, che i ragazzi non resistono a guardare 2 ore di partita, e vuole togliere i 15 minuti di intervallo. Dice: troppo lungo l'intervallo, voglio 25 più 25 di tempo effettivo, senza intervallo in mezzo, proprio consecutivi, come succede nel basket. Io non sono un grande appassionato di basket, però lo so che prendo i non mi piace, perché, ma non lo faccio con polemica, lo faccio con precisione, non mi capirete, non fa niente. 2 tempi suddivisi a loro volta in 2 quarti ed eventuali supplementari. Ogni quarto una domanda di 10 minuti in Europa e 12 in NBA. Tra ogni quarto vi è un intervallo di 2 minuti, tra il secondo e il terzo è prevista una pausa più lunga di 15 minuti. Quindi c'è l'intervallo, serve l'intervallo, perché poi la devi fare la pausa televisiva per gli sponsor e per i commercial, e lo devi dare la possibilità a quelli che stanno negli stadi e nei palazzetti di andare a fare una pipì oppure di andare a comprare un hot dog. Devi fare, non è perché i ragazzini se le guardano sul telefonino non vogliono. Vabbè, poi dove siamo d'accordo, perché dovete darmi atto che ci sono anche cose dove siamo d'accordo. Lui dice: gli agenti, il ruolo degli agenti è bullshit, perché a volte ti ricattano, cercano di controllare loro il calcio, quando dovrebbero essere semplicemente gente che fa un servizio al calcio, e siamo d'accordissimo. Poi però arriviamo al discorso degli agenti che pagano la federazione, e là è un po' più serio. Quindi gli chiedono cosa cambierebbe nel calcio, e lui dice: nel 1986 eravamo a 16 squadre, e quindi ribatte moltissimo su questa questione delle 16 squadre, e lo riprenderà anche quando si parla di nazionale, perché la nazionale fallisce, sempre volendo essere un pochino precisi. Noi vinciamo un mondiale sì nell'82 quando eravamo a 16 squadre, l'altro mondiale lo vinciamo nel 2006 quando eravamo già a 20 squadre, quindi quello non fu un problema, il numero delle squadre, e poi non consideriamo quelli del 30, del 34, così, perché all'epoca è un altro caso, sarà cambiato il calcio, non ha senso. Però dice: troppe partite, Infantino vuole fare quello che vuole stare al posto di Trump nella Casa Bianca, e crea anche il mondiale per club perché vuole più soldi, eccetera eccetera, e non puoi chiedere ai calciatori di fare tutte queste partite, e su questo siamo d'accordo. Lui fa l'esempio di Modric e dice: se chiedi a Modric le vuoi giocare 70 partite, Modric ti risponde di no, ed è clamoroso che proprio se tu scrivi Modric 70 questo nell'ultimo anno, prima di approdare, perché poi fece la passerella al mondiale per club con il Real Madrid come ultimo saluto ai suoi tifosi, fece proprio 71 partite stagionali, e comunque sta continuando. Ma Modric è un'eccezione, cioè stiamo vedendo che gli infortuni non capitano solo al Napoli e capitano a tutte le squadre. L'ultimo di Lautaro, si è fatto male adesso anche Pellegrini, si fanno male a raffica, ma non è solo il numero delle partite, è anche l'intensità di come si gioca il calcio adesso che ti porta a infortunarti di più, è una cosa fisiologica. Poi aggiunge che i soldi che Infantino recupera e dice di distribuire, no, devono andare ai club e non alle federazioni, perché poi loro dicono che li ridistribuiscono bene, ma mentono, non dicono la verità. Gli si chiede se è stata più difficile arrivare in Serie A o vincere gli scudetti, e lui parte: noi fatturiamo 1/3 dell'Inter, del Milan, la metà della Juve e 1/4 di Real Madrid, Paris Saint-Germain, City e United. Qua, volendo fare sempre i pignuoli, è corretto che fatturiamo 1/4 del Real Madrid. Poi è una cosa che fluttua, non è tutti gli anni uguali. Se ad oggi fatturiamo 2,90, siamo la metà della Juve, che fattura 5,29. Non è 1/3 dell'Inter, non è 1/3 del Milan, perché il Milan fattura più o meno 500 e l'Inter 560. Siamo lì come cifre, quindi noi fatturiamo 100 milioni in più di 1/3. Però è chiaro che è difficile competere contro i superpoteri. Quando noi diciamo vogliamo vincere la Champions, serve una serie di cose, e lo sappiamo anche che i soldi non sono l'unica cosa, anche perché lui ribadisce, dice: io ho avuto l'intuizione di Sarri, che è stata una winner idea. Purtroppo con Sarri, e dico purtroppo perché quella squadra meritava di vincere qualcosa, ma con Sarri non vincemmo niente. Però
con orgoglio ribadisce: io ho preso la crème della crème, la cream della cream, Benitez, Ancelotti, Spalletti e Conte, quindi nonostante non fatturiamo tantissimo, gli allenatori forti li prendo, ed è proprio vero. E a quel punto gli chiede: ma allenatori grandi come Benitez che ti chiedono dei giocatori, come fai poi a tenere, a far contenti loro e a mantenere i conti a posto? E De Laurentiis dice: alcuni chiedono, altri ti lasciano fare, e parla insomma della stagione quella là di Spalletti che poi portò allo scudetto. Dice: io ho licenziato, dice I fired 6 giocatori, e qua già non è il massimo, perché lui dice I fired o non li ho rinnovati. Non esiste il licenziare nel calcio, un attore che te lo licenzi. No, vendemmo Koulibaly, vendemmo Fabian, vendemmo Milik, lasciammo andare Insigne e Mertens, e ce lo ricordiamo, e arrivarono i giocatori che ci ricordiamo. Kvara, lui non cita mai Kvara, non cita mai Osimhen lo cita Marco Messina, ma cita Raspadori. Dice Spalletti: l'unico che mi ha chiesto, come a dire gli altri li ho voluti io, l'unico che mi ha chiesto Spalletti è stato Raspadori, che poi non ha avuto un grande successo con il Napoli, questo si poteva evitare di dire, perché Raspadori nel suo piccolo, per il poco che ha giocato, ha fatto gol molto importanti, decisivi per la nostra storia. E dice: si deve fare, ogni tanto devi dare un contentino agli allenatori che ti chiedono le cose, altrimenti se non glieli prendi quei giocatori, gli allenatori ti fanno notare quando i giocatori che loro volevano giocano bene. Dice: hai visto, e quindi li devi accontentare. Ricordiamo anche le parole di Spalletti che disse che De Laurentiis aveva grossi dubbi su Kvara. Mi fai prendere un giocatore georgiano, ma sei sicuro? Tra Spalletti e Giuntoli diceva: fammi fare, vai, prendiamolo, non ti preoccupare. Dopodiché la domanda si estende ovviamente a Conte, se è difficile accontentarlo, e lui riporta al modo in cui è arrivato a Napoli. Noi nuotavamo alle Maldive, lo volevo già quando avevo dei problemi, ma Conte mi disse: io non vengo in corsa, vengo l'anno prossimo, non ti preoccupare. E sugli scudetti è particolare che per lui, per De Laurentiis, il terzo era scritto, perché abbiamo fatto quella cavalcata, e quindi non avendo quel patema, quell'ansia, a lui è piaciuto di più il quarto. Dice: il quarto è stato un thriller, sono stato più emozionato, more emotion involved con il secondo. Io mi aspettavo, insomma, il primo scudetto della tua gestione, atteso da anni e anni, una festa in città continuata. Mi aspettavo che quello a me ha dato più emozioni, onestamente, anche se quello che è arrivato nel finale con Conte non ce l'aspettavamo, avevamo paura e poi abbiamo gioito. Io lo scudetto di Spalletti me lo ricordo ancora alla grande, ma non dobbiamo rimanere per forza con Modric. Penso che vi ho fatto vedere tutto quello che dovevo farvi vedere. E qual è stato l'ingrediente segreto, insomma, di quella squadra che ha vinto poi il quarto scudetto? E dice De Laurentiis, dice: vedrai anche nel film come Conte manteneva il livello alto con tutti, è un grande motivatore e tutti stavano sul pezzo. Poi si vuole arrivare a chiedere di McTominay, che è l'uomo immagine ancora della nostra squadra, senza dubbio, almeno nel mondo è visto così. E Marco Messina cita Cavani, Higuain, Osimhen, Kvara, fino ad arrivare a McTominay. Interviene De Laurentiis citando Lavezzi, Jorginho e Hamsik. Come vedete, non una parola per il top scorer del Napoli, che è Mertens. Non si cita, l'ho citato io nel video, ci tenevo. Avresti mai pensato, quando avete comprato McTominay, che avesse avuto questo impatto poi dopo nella squadra? E lui dice: un vero scozzese. Noi ricordiamo sempre che lui è nato in Inghilterra, è scozzese di origine, insomma, per la famiglia, ma si usa così anche in America, che se tu hai un nonno italiano dici: no, io sono italiano, così si presenta. Quindi dice: come un attore molto elegante, serio, è un amico, is a good boy, è un bravo ragazzo e ha una grande personalità. Dice: gli fai fare l'attore, fallo giocare, ci serve, facciamolo giocare con noi. Poi la citazione di Diego Junior che disse: se mio padre era Dio, McTominay è Gesù. Una frase bellissima, tra l'altro. E qua De Laurentiis dice: tutta la famiglia di Diego è nel mio cuore, Maradona è un'eccezione, dice. Non so se intendeva eccezionale, ma comunque anche eccezione funziona come termine, perché non rientra nei calciatori Maradona è un'altra cosa. E chiude dicendo: sono qui per aiutare la famiglia per qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno, sono qui. No comment su questo, no comment.
come è stato lavorare con Diego, la famosa insomma storia del film Tifosi. Abbiamo girato per 3 giorni, abbiamo ricreato un set che fosse Napoli, ma non a Napoli perché altrimenti sarebbe stato impossibile con Diego, e racconta di una notte dove, parlando con la moglie di Diego, lei diceva: non hai fatto tutti i soldi che avresti potuto fare se avessi giocato in quest'epoca dove gli stipendi sono saliti vertiginosamente per i calciatori. Ma Diego rispose: va bene, ma io sono felice. E poi si arriva all'Italia, dice: l'Italia non ce l'ha fatta per la terza volta. Qual è stata la tua reazione? 16 squadre. La risposta è sempre 16 squadre, quindi meno partite, quindi 2 mesi di allenamento per la nazionale. Poi ci aggiunge, e questa cosa va bene, ma l'Inghilterra si qualifica e hanno 20 squadre, la Spagna si qualifica e hanno 20 squadre, la Francia e la Germania hanno 18 squadre. Se vogliamo arrivare a 18, per me è una buona idea. Qualche partita in meno ti aiuta anche per recuperare le partite che poi capita che saltano e c'hai più tempi. Scendere a 16 è complicatissimo e non so nemmeno quanto possa aiutare. Questa è una mia opinione. Comunque poi ci aggiunge cose a raffica che non mi sembrano la reazione all'Italia che non ce l'ha fatta al mondiale. Cioè parla dell'insurance per i calciatori, cioè se i calciatori si fanno male devono essere assicurati in modo tale che i club vengono rimborsati. Fa l'esempio, dice: se io do 10 milioni per 12 mesi a un calciatore, tu te lo prendi per un mese, mi devi dare 1 milione, 0,83. Sono antipatico oggi, mi rendo conto che arriveranno i non mi piace, ma Wagyu De Laurentiis è sempre stato così, anche in italiano. Se poi l'intervista la deve fare anche in inglese, dove è complicato trovare le parole, e di fronte a sé non trova uno che gli fa i conti in tasca, è normale che si vada così. Sono io che sono stupido a fare il precisino, non c'è proprio bisogno. Ma questo è il video, non è che lo faccio 2 volte perché devo leccare il culo, non devo leccare il culo proprio a nessuno. E qua arriva il problema, il conquibus proprio, che sta facendo ritwittare Schira ed altri. Dice: loro ricevono la nazionale, quindi ricevono soldi sotto banco dagli agenti per convocare i calciatori, magari calciatori che non meriterebbero di stare là, ma gli agenti li vogliono convocati così sale il loro valore. Questa è una cosa molto grave, e sto leggendo varie reazioni dei tifosi che dicono: ma se tu hai le prove devi fare i nomi e devi denunciare, perché altrimenti queste sono frasi buttate così. E io non vi ricordate, non metto la mano sul fuoco che il calcio è tutto a posto, che gli arbitri sono tutti in buona fede, mettetecela voi. Come faccio a dirvi che questa cosa non è vera? Può essere vera, ne abbiamo sentite di ogni colore, però mi fa strano perché di solito gli agenti sono dei serpenti che approfittano, che chiedono soldi. Mi farebbe strano un agente talmente imprenditore di se stesso e dei propri calciatori, dei propri assistiti, che paga, cioè investe per la visibilità dei propri calciatori per farne aumentare il valore. Ma non ce lo vedo un agente che paga la nazionale. Che la nazionale possa prendere dei soldi non lo escludo, ma un agente che paghi la nazionale, magari i giocatori stessi che fanno i soldi veri, non lo so. Questa frase resterà così. E poi dice De Laurentiis, si dice massimo 23 calciatori, perché 11 più 11, 3 portieri. Questo è quello a cui serve, insomma, che serve alla nazionale. Perché arrivare a 50, 60, 70? Non li ho mai visti convocati 70 calciatori, onestamente, in nazionale. Lui dice pure perché poi li convochi, non giocano e si abbassano di valore. Non gli è piaciuta la convocazione di Retegui. Sembra quasi che sai, poco. Allora, dice il giocatore che sta in Arabia, quindi si allena male, il campionato l'avevano anche fermato. Poi non gli è piaciuta la convocazione dei giocatori dall'Inghilterra o dagli altri campionati, perché dice non funziona. Se poi, e qua c'è un problema proprio di parola scelta, perché lui dice non c'è gimmick e il traduttore automatico traduce gimmick, che è una frase, una parola in inglese molto particolare che può essere tradotta come, fammi vedere, vedi, gimmick, una trovata, make up, addirittura trick, gimmick, dodge. Praticamente quando
per esempio un'azienda o un personaggio vuole aggiungere del valore a una cosa che grande valore non ne ha, trovano un espediente, aggiungono qualcosa che non aggiunge grande valore ma che è di facciata, può funzionare. Se io per esempio facessi i video con gli occhiali giganti con il naso da clown, sarebbe un gimmick, perché non aggiunge valore, ma magari qualcuno per vedere quello, spero di averlo spiegato bene. Insomma, De Laurentiis non intende gimmick, De Laurentiis intende chemistry. You are not the gimmick is not correct. You understand what I mean? Chimic la traduce maccheronicamente, dice non c'è chimica tra i giocatori che vengono da un altro campionato e che non hanno la mentalità e la metodologia italiana. Poi vai a vedere Calafiori, Tonali, sono quelli che hanno giocato un po' meglio, alcuni si stanno rimpiangendo Ruggeri e quindi hanno funzionato un po' di più quelli che stanno all'estero e che hanno un'altra mentalità. Ma su una cosa sono nel chiudere, sono d'accordo con De Laurentiis, su un'altra cosa è che Gravina vuole proteggere se stesso, il CT non sa dove andare, non sa cosa dire e sono tutti in ansia, vivono in costante ansia. Per avere successo bisogna essere in relax, bisogna to be relax, e su questo sono convinto, perché affrontare poi con la paura anche una squadra più scarsa è stato il fallimento totale e generale. Nel finale gli chiedono se una nuova leadership può aiutare il calcio italiano, citano Maldini, Del Piero, e De Laurentiis si dice no, non serve una figura di un ex calciatore, ma serve qualcuno che politicamente possa interfacciarsi poi con la politica, parlare, essere credibile e parlare con la politica, perché se abbiamo bisogno di aiuto, if we need help, like fiscal help, oppure per fare nuovi stadi eccetera eccetera, devi chiamare il presidente che ci sta, abbiamo bisogno di aiuto e ti devono aiutare. Quindi questo è la chiosa di tutte le cose. Ma che significa Milan-Udinese 0-2? Autogol di Bartesaghi, mio titolare inamovibile. Che le in chiusura, quindi un like lo potete lasciare per questo upset a fine primo tempo. De Laurentiis ha avuto una gestione più che ottima della squadra e anche con grande distacco. Alla volta il distacco, secondo me, è meglio di un Moratti innamorato per esempio della squadra, che spendeva e spandeva non sempre trovando i risultati che avrebbe voluto. La gestione di De Laurentiis secondo me è stata corretta. Io non mi avrete mai sentito dire devi spendere, devi cacciare i soldi, con l'epiteto brutto che non ho mai usato in vita mia. Mi fa impressione che lui abbia trovato più emozionante il secondo scudetto e non il primo, il che mi fa pensare che quello scudetto là fu un lavoro interno di Spalletti, di Giuntoli, e lui non se l'aspettava. Sono convinto che lui non se l'aspettasse e quindi non lo vive suo, non lo sente suo, mentre quello di Conte, che è una scelta sua vera e propria, che lui difende e spero possa difendere anche dagli attacchi che stanno arrivando dall'intera nazione, che ci vogliono togliere Conte, lo stanno corteggiando in tutti i modi dopo averlo demolito tutto l'anno. De Laurentiis rivendica di più il secondo con il risultato in bilico fino alla fine. Io spero possiamo rilanciare, io spero che le parole di De Laurentiis, che dice se Conte me lo chiede io lo lascio andare, io le ho apprezzate, ma aggiungendoci le parole dove dice Conte voleva il ritiro senza i tifosi, ho un po' paura che De Laurentiis stia come al solito preparando il terreno per creare un nuovo mostro, un nuovo traditore che la piazza deve odiare perché ci abbandona e se ne va a fare altre esperienze. Ho paura di questo, perché poi significherebbe ricominciare da capo. Il Napoli ha sempre dimostrato di essere in grado di ricominciare da capo, il che poi porta a me a coniare lo slogan che crescere è l'unica cosa che conta. Non possiamo mai pensare solamente a vincere, perché se devi continuare a crescere ritornando indietro ogni volta diventa più lungo il processo e il percorso, e quindi alle volte possono esserci gli inciampi. Io per un Napoli che lotta tutti gli anni insieme alle tre forze quelle solite per stare lì, e a volte ci togliamo grandi soddisfazioni, a volte stiamo lì
e possiamo anche non farcela. Io per un Napoli così firmo e me lo godo ogni anno. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, grazie per l'ascolto, il grande mappazzone di un video che potevo anche forse evitare, però da Mentis non parlava da tanto tempo, adesso che ha parlato mi sembrava giusto anche tradurlo parola per parola, perché in giro ne diranno di ogni e già so che se possono attaccare attaccano, almeno dall'interno. Voi sapete che il nostro giudizio non è per andare contro.